Allora, riprendiamo un po' il discorso, abbiamo parlato più volte di ruolo della regione, comunque sentiamo Franco Moretto, che cosa ha da dirci nella nostra intervista. Sul non profit, la regione in questo cosa sta facendo? Beh, la Regione cerca innanzitutto di interpretare il momento che è critico non solo per le istituzioni ma anche per quel vasto mondo del terzo settore che opera nell'aiuto alle persone, opera anche molto spesso nell'erogazione di servizi essenziali. In questo senso la Regione sta concertando molto con gli attori per tradurre, per essere protagonista in un passaggio storico, che è quello di una gestione nuova delle risorse, ossia non dei contributi offerti in una maniera magari anche cieca, ma invece attraverso progettazioni sociali, coprogettazioni, cioè che vedano protagonisti diversi attori del terzo settore, e attraverso dei bandi che come possiamo dire, premiano i progetti migliori, i soggetti migliori rispetto alla qualità dimostrata. In questo modo cerchiamo quindi sui temi principali di avere una distribuzione su tutto il territorio regionale con una particolare attenzione agli ultimi, ossia quella fascia di popolazione che in maniera emergente sta denunciando il bisogno crescente nei termini di povertà. Buoni propositi. Ecco, volevo dire, commentiamo l'intervista. Buoni propositi, nel senso, no, adesso ho fatto la battuta e chiedo scusa ovviamente, insomma, conosco da un po' di tempo il dottor Moretto e so che lui ci crede a queste cose che affermano, sono soltanto delle enunciazioni televisive o spot, diciamo, ma sono cose convinte. Il punto vero è questo, che io non so sinceramente tra la parte della dirigenza e la parte politica se c'è un incontro, insomma, ecco, perché non vorrei, come spesso è successo qui in Veneto, che la parte politica molte volte stoppa, diciamo, le buone idee, la volontà, la disponibilità e l'impegno anche della dirigenza. Abbiamo visto più volte che il loro impegno è Quindi stato valutate vanificato. positivamente, quello chiedo un po' a voi, il Sì, ruolo della dirigenza sì, la istituzionale in dirigenza questo abbiamo caso. avuto modo anche assieme anche a Paolo di poterla, diciamo così, sentire e anche di cogliere quella positività in un convegno che abbiamo svolto come Hauser il 9 di aprile, quando abbiamo parlato di invecchiamento attivo. Tra i relatori, oltre a Paolo, insomma, il sottoscritto e altri, c'era anche appunto il dottor Moretto, e anche lì con molta convinzione ha dato un contributo di merito su come costruire dei percorsi, per esempio, per l'invecchiamento attivo. E in questa occasione qui, che lui ha partecipato al nostro convegno promosso appunto dall'Ause per avviare questa riflessione sulla riforma del terzo settore, ribadisce questo impegno. Quindi io ci credo ovviamente alle cose che lui afferma, però ho questo dubbio, insomma, ecco, che non so se la politica, rispetto anche all'invito che faceva prima Luciano di fine legislatura, quanto spazio, quanto, diciamo, quanta sponda, quanto supporto gli darà per portare avanti questi progetti, perché la progettualità, per esempio, su alcune prestazioni, penso al trasporto protetto, penso al progetto, diciamo, legato all'aiuto alle persone con disabilità, penso alle eccedenze alimentari, penso al progetto Sollievo, cioè tutti i progetti che effettivamente nascono dalla dirigenza. È vero che poi trovano il finanziamento dalla politica, che vuol dire il bilancio della regione, però la progettualità sta lì, per quello che credo che sarà bene che, insomma, la politica e la dirigenza tra loro dialoghino e trovino quell'opportunità, ecco, di chiudere, diciamo, almeno in bellezza, mettiamolo così, questa legislatura, per dare una risposta di Ce l'ho qualità e auspicato. anche di quantità, perché c'è bisogno anche di quantità, non solo di qualità, perché purtroppo le criticità, le sofferenze sono in aumento e di conseguenza la Regione non sta rispondendo a pieno. Molte volte, ecco, la famosa sussidiarietà che si sostituisce invece a quei compiti, a quelle responsabilità che invece dovrebbero essere esercitate dalla Regione o dagli enti locali, dalle USL. Bardino, cosa da Sì, dire? io penso che ogni amministrazione del territorio veneto, quindi a partire dalla regione a scendere ai comuni, abbia il primo grande mandato, che è quello di cercare di non blandire il volontariato. Quindi Il non spingere. volontariato deve essere responsabilizzato, messo di fronte alla verità quando fa delle cose che non funzionano, ma caricato delle sue responsabilità e coinvolto in processi. Noi molto spesso confondiamo i risultati di alcune azioni con gli effetti veri e sostanziali per il bene della comunità.
sì, io imbocco un anziano, sì, ho questa funzione meccanica importante, ma quello che il citato Monsignor Nervo diceva era il supplemento d'anima, la caratteristica di creare coesione sociale, la caratteristica di dire questo è un bene di tutti. E allora ancora una volta ritornano al centro i temi della partecipazione, del bene comune, dell'azione culturale che svolge il volontariato. Noi ci dimentichiamo che ogni territorio della nostra regione ha delle associazioni di volontariato che fanno l'educazione civica nelle scuole. Non lo fa qualcun altro, lo fa il volontariato. Solo il mio CSV, non le associazioni che autonomamente dopo si muovono, ha incontrato 10.000 studenti del territorio della provincia di Treviso. Verona, Vicenza, Padova fanno lo stesso. 540 sono stati avviati ad attività di volontariato durante l'anno. Quindi non è uno studio del civismo, ma un esercizio del civismo. Queste sono delle attività che non sono misurate, non sono viste, ma costituiscono la base della comunità di domani, e se non c'è qualcuno che le mantiene, se questo tipo di attività non viene evidenziato, se ai cittadini non si insegna che tutto quanto è nostro, non è dello Stato come un soggetto, un leviatano fuori dalla nostra portata, l'Italia non cambia. Questa è la vera sostanza dei fatti. No, assolutamente. È Lei cosa ne la famosa pensa cittadinanza attiva, come diciamo spesso. sì, dell'intervento della Regione? Io spero che alle parole Può portare seguano fatti, e che non siano solo enunciati quelli dell'intervista. E dell'intervento della Regione finora è stato un intervento che per quanto riguarda quello che abbiamo visto ha determinato insicurezza, cioè non ha dato nessuna sicurezza sul futuro né nel privato o sociale in quanto tale, né nel mondo del lavoro in quanto tale, e non ha dato nessuna garanzia né ha esternato nulla che faccia pensare in questo frangente che ci tiene a un mantenimento pubblico dei servizi, no? E nell'erogazione dei servizi. Quindi diciamo che c'è un atteggiamento, lasciamo che le cose vadano. E lo abbiamo visto questo, mi ricollego a quello che diceva Sguotti per quanto riguarda le IPAB. È uno di quegli esempi eclatanti nei quali il non fare niente è stata una scelta politica per far sì che le cose vadano, la barca vada, e vada dove meglio c'è il mare che può farla galleggiare. Non in modo organizzato. No, non c'è un modello organizzato, non c'è una riorganizzazione, neanche un'elaborazione che possa determinare la fruibilità dei servizi ancora in un'ottica che non abbia il pericolo dell'avvento privatistico su queste strutture. E noi andiamo a parlare di servizi che vanno all'anziano, servizi che vanno, perché poi le IPAB non sono solo anziani. No, assolutamente. Perché noi abbiamo anche una fetta di IPAB che si occupa di assistenza ai minori. Ne abbiamo un esempio qua a Padova, no? Adesso non so se si chiama ancora SEF, SPES, ma insomma è una di quelle strutture dove si fa un lavoro enorme di recupero di situazioni complicate nell'ambito delle famiglie, dove ci sono non solo bambini che vengono quindi seguiti, ma anche si insegna alle mamme ad essere mamme e alle famiglie ad essere famiglie. Ritorno a quel discorso che faceva prima lui, però è nell'ambito di un alveo pubblico che viene controllato c'è una garanzia, insomma, ecco, non è il primo avventore che va là e dice si fa così, ma c'è appunto sempre il ritorno sulla professione che va a definire quali sono i percorsi attinenti e precisi per il recupero di quella situazione.
Ecco, per cui io mi riaggancio un po' a quello che ho detto anche prima, la riforma va bene, noi non è che diciamo che non bisogna riformare, perché il terzo settore e tutto quello che ci gira intorno è un qualcosa che è una torre di Babele, dove si parlano tante lingue. Basta che non si faccia più confusione di quello che c'è, perché Ecco, quando che si non fanno si riforme faccia finora più abbiamo visto disastri. di quella che Non c'è stata una riforma finora che non si vada a dimenticare che comunque chi deve governare deve essere un soggetto pubblico, che non si vada a dimenticare che partecipazione è a 360 gradi, perché ad esempio in tutta questa discussione il sindacato non è stato minimamente sentito, eppure noi rappresentiamo sia i lavoratori da una parte che anche i cittadini dall'altra, perché siamo un sindacato confederale. E quindi noi chiediamo anche questo, insomma, che se partecipazione ci deve essere, ci sia anche la partecipazione dei lavoratori, cioè di quelli che fanno le cose. L'importante adesso è, Palma, che ci sia una continuità, perché quello che si diceva prima, che sono arrivate quasi oltre 700 documenti, proposte e quant'altro, sarebbe bene, ecco, intanto restringere il campo. Per esempio il mondo del terzo settore, per quanto ci riguarda, è rappresentato dal forum. Lì ci sono c'è tutto, c'è la cooperativa, l'impresa sociale, il volontariato. Per noi è quello il punto di riferimento. Se il governo ascoltasse anche CGIL e CISLUI, perché CGIL e CISLUI hanno inviato un documento di arricchimento, io lo chiamo così perché sono delle proposte di arricchimento, e se il governo invece di dire, perché purtroppo ha detto anche questo, che la concertazione è finita, invece per me la concertazione ha ancora la sua validità, perché l'abbiamo vissuta negli anni della grande crisi del 92 e del 93 e solo la concertazione ci ha permesso di uscire da quella grande crisi. Certo. Se invece ha ancora valore, anche per il governo oltre che per noi, io sono convinto che si farà, o meglio, si potrebbe fare, perché non voglio condizionare nulla a nessuno, una buona riforma, proprio per la chiarezza che serve e soprattutto per distinguere le responsabilità e per mettere delle regole che siano vincolanti, che siano comunque comuni per tutti. Perché ci sono delle strane agevolazioni, anche fiscali, che dal mio punto di vista sono incomprensibili. Perché prima giustamente si parlava, ecco, di una presenza del mondo del non profit, dello sport dilettantistico, no? E lì c'è un'agevolazione di quasi 7.500 euro all'anno di agevolazione fiscale. La domanda che mi pongo io, quell'attività, come giustamente dice il professor Giovanni Moro, no? Può essere annoverata alla stregua di chi fa assistenza a un malato terminale e quindi di conseguenza quell'assistenza lì non ha alcun riconoscimento, non ha alcuna agevolazione. Certo, anche la mia è una provocazione, però la provocazione che fa Giovanni Moro è sacrosanta e legittima, bisogna fare chiarezza, distinguere, perché altrimenti tu dai delle agevolazioni a chi fa una grande opera, sia chiaro, ma discrimini altri che invece sono i soggetti che sono strettamente collegati alla sofferenza, al dolore, alle difficoltà. E questi non li riconosci. Questo è il discrimine che va superato. Mi permetto una battuta in retromarcia, nel senso che ho perso una battuta sull'intervento sulla Regione. La chiudo solo così. Io, concertazione, spero che anche dalla discussione che stiamo facendo adesso rimanga un passaggio che noi con la Regione chiediamo che la Regione batta un colpo. Sono perlomeno 2 anni che il cartello delle associazioni del terzo settore, con la sigla Siamo il Sociale, chiede udienza. Noi speriamo che venga aperto. Io so che c'è un'apertura di credito, perché anche perlomeno per questa ultima fase della legislatura regionale i problemi reali del sociale nel Veneto, la programmazione, la non autosufficienza, la gestione delle case di riposo, tutte le cose che avete elencato voi questi negli interventi precedenti vengono discusse, e discusse con chi? Con chi ha la responsabilità, col Presidente della Regione Veneto. Questa come battuta per non dimenticarci che abbiamo anche... Sì, lui dribbla sempre, lui scarica sempre gli altri. Quello che sta facendo... Scusa, per cui direttamente da chi deve decidere. Chiediamo la risposta. Secondo, il problema che poneva giustamente Franco Piacentini è un problema che richiama al ruolo dei giovani all'interno del terzo settore, di questo grande mondo. Allora, i giovani nelle associazioni sportive ha un suo senso, una determinata regolamentazione, secondo me, come fase di passaggio, non come eternalizzazione di una situazione. Io capisco che
le associazioni sportive dilettantistiche piccole abbiano problemi di bilancio, non possono assumere a tempo indeterminato un giovane allenatore, hanno una loro caratteristica, però questo non vuol dire precariato a vita, 1. 2, e anche questo forse le linee guida qualcosina devono dire, in una situazione di un mondo dello sport che è impresa, mega impresa, ma è anche piccola realtà. Nel Veneto il 90% delle associazioni sportive sono associazioni fatte in maniera volontaria, da gente che alla fine dell'anno, se ha i soldi per la pizza, sono bravi, sono molto bravi. Quindi queste situazioni, in questa situazione, sono queste che pagano di più. 1. 2. Il rilancio del servizio vero civile. Allora, noi siamo affezionati per storia all'obiezione di coscienza, al servizio civile com'era, però un pregio che ha avuto Letta prima, Prodi prima e adesso Renzi, scusate se faccio il partigiano, è quello di aver posto seriamente il problema del servizio civile come servizio alla nazione, al di là di quello che ti ritorna indietro come buono, come gratificazione, ma come servizio alla nazione, all'Italia. Se noi non insegniamo a sporcarci le mani da fin quando tu hai 15-16 anni o l'età del servizio civile che è 18-20 anni, chi te lo insegna il servizio alla cittadinanza? Non ci sono luoghi di servizio, ci sono i luoghi tradizionali, ma sono spesso frequentati da pochi, gli oratori, le associazioni. Sono un fenomeno elitario, un fenomeno, a parte nelle nostre zone dove c'è ancora una grossa presenza di oratori e centri aggregativi, ma nella gran parte l'occasione di fare un vero servizio civile per la cittadinanza, chi ce l'ha? Oggi il rischio è che è solo per una elite. Allora, aver posto un obiettivo 100.000 è un obiettivo ambizioso, però è un obiettivo. Io però non, permettetemi, per esperienza stiamo facendo, io lo allargherei anche all'ambito della protezione civile, perché anche questa è una realtà del settore terzo, del settore, cioè il settore della protezione civile ha bisogno di giovani. L'età media dei volontari della protezione civile è 45 anni, giovanissimi dicono rispetto alla media. Però rispetto alle nuove leve è un grosso problema, per cui anche su questo va posta attenzione. Vedi, però, come Paolo, scommessa. se tu fai un servizio civile, per esempio, anche rivolto ai giovani, con quelle caratteristiche tu, io lo interpreto e lo vivrei come un senso di appartenenza a questo paese. Certo. Questa appartenenza, io dico, è soprattutto un aggancio stretto alla nostra Carta Costituzionale. Sì, sì. Quindi questo è loro. Poi è vero che è anche una risposta pur parziale, diciamo anche economica. E anche seminare un sentimento di restituzione alla comunità. È quello che si quel diceva, ragionamento appunto della partecipazione del sistema di No, ma in un'ottica anche educativa, credo però che sia un appunto questo il senso di appartenenza a una nazione, insomma. Vorrei sottolineare solo una battuta che poi la pubblicità. No, assolutamente. Senso di appartenenza. Noi come funzione pubblica nel nostro congresso avevamo lanciato l'idea del servizio civile, sì signore. Ovviamente è in maniera diversa da come poi è stato declinato. È anche diverso dal servizio civile anziani della regione, il nostro concetto è stato per... Quindi voglio dire, il titolo è stato preso da una nostra proposta che però non ha poi quei contenuti, anche perché noi si parlava anche di un riconoscimento salariale di 800 insomma, euro abbastanza, al mese, anche eccetera, parecchio. eccetera. Però bisogna che noi non siamo contrari a prescindere, ma cauti sì su come si fanno le cose. Per esempio, dai un valore, io sono perfettamente d'accordo sulla questione della leva civile, mi auguro che il traguardo dei 100.000 insomma sia un traguardo vero, perché darebbe una scossa, voglio dire, ai nostri giovani, fatto in modo corretto, perché è necessario. Volevo però portare, siccome la mia sensazione è che la legislazione regionale volge al termine, siamo ormai verso l'estate, ormai non cambierà niente. Siamo a qualche, ormai insomma saranno qualche mese ancora di attività e poi siamo completamente in una campagna elettorale. Però e analizzeremo quello che è avvenuto in questi anni. Però c'è un sentimento, secondo me, che va tenuto presente e che la legislazione sul terzo settore in qualche modo dà una risposta, secondo me, avanzata, ed è la cultura del voucher. La cultura del voucher, cioè io ti do un
buono che tu puoi spendere dove vuoi, ed è una cultura che insomma è, come dire, nata nelle culture, come dire, più se vogliamo della destra, se in qualche modo, secondo me rischia di portare una degenerazione in qualche modo all'interno della cultura del sociale e dei diritti sociali. E su questo io credo che dovremmo fare una grande riflessione, perché le persone, è vero, vorrebbero utilizzare il suo diritto e andarselo a spendere, come dire, dove vogliono, però questo non genera, come dire, una cittadinanza da parte di tutte quelle associazioni, di quelle realtà territoriali e, come dire, delegittima in qualche modo anche la politica di fare la programmazione. Chiaro, no, chiaro. Io devo togliere la parola che siamo in pubblicità in un ritardo pazzesco. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme, abbiamo anche un'intervista di Roberto Volpe da sentire e pochi minuti che ci restano per la conclusione. Pubblicità.